E buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni J. Un attimo che facciamo i soliti controlli per l'audio. Mi vado a collegare con il cellulare al mio stesso canale YouTube. Allora, andiamo a vedere. Ok, dovrebbe essere... Sì, tutto funziona correttamente, quindi buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti, buon lunedì, oggi è il 18 marzo 2024, sono le 10:40, una mezza mattinata, qui a Roma è molto nuvoloso e quindi ho poca luce, ho dovuto ovviare perché i faretti li ho dovuti temporaneamente prestare i faretti per fare le live e quindi ci troviamo qui a fare questa live, diciamo con una lampada, con le luci normali, ma vedo che si vede bene lo stesso, dovreste vedere bene anche voi. Buongiorno a tutti. Cosa dobbiamo fare oggi? Allora, vado ad introdurre. L'altro ieri, mi sembra, sì, sabato, il mio amico Massimiliano, mi ha omaggiato di una bellissima collezione di vinili. Vedete? Sono 3 bustoni di vinili, una, due e tre. Ok? Io mi sono già preparato qui un bel cartone Drona. Questo è Drona che va dentro i Kallax. Questo costa pure poco, questo cartone Drona. Lo trovate sempre da Ikea. Questo poi si prende così com'è e si mette dentro il Kallax, ok? Per custodire, diciamo, i propri vinili. Allora, è mia intenzione fare almeno 2 episodi di questo unboosting per andare a vedere, neanche io lo so bene, a grandi linee sì, ma non so benissimo quello che contengono queste buste, non l'ho voluto vedere come faccio sempre anche per gli sfogliamo insieme, non ho voluto dare un'occhiata, assolutamente no, e quindi andiamo a vedere insieme, tranne questo disco, questo è l'unico perché poi io l'avevo già chiesto tempo fa all'amico Max, è un disco a cui io sono molto affezionato, già me lo sono sentito, l'ho pulito ed è un bellissimo disco a cui io sono molto affezionato. Quindi direi di entrare subito nel vivo di questa live e di andare proprio a vedere qual è questo disco di cui sto parlando. Eccolo qui, io di Riccardo Cocciante ho tantissimi dischi, questo è La grande avventura di Riccardo Cocciante, un bellissimo 33 giri degli anni 80, per presentare il quale Riccardo Cocciante tenne dei concerti, di cui uno dei quali al Teatro Sistina in Roma. Io c'ero a vedere Riccardo Cocciante che presentava il suo disco e cantava, faceva il concerto all'interno del Sistina e mi colpì tantissimo, anzi se andate nei miei video lo trovate, diciamo la trasmissione che poi fecero sulle reti Rai, di quel concerto molto molto bello. Io ho cercato di migliorare al massimo la qualità audio di quel concerto che venne trasmesso in mono perché all'epoca erano gli anni 80, le trasmissioni stereo, quasi neanche il Festival di Sanremo veniva trasmesso in stereo perché all'epoca nessuno, salve Michele, nessuno aveva un televisore che riceveva un segnale stereo. I nostri televisori, anche a colori, Telefunken, Sony, erano quasi tutti mono, ok? C'erano dei Sony Trinitron molto belli ma molto costosi che erano in grado di ricevere il segnale stereo, però già le trasmissioni non avvenivano mai in stereofonia, quindi soltanto determinate trasmissioni ritenute molto importanti venivano trasmesse in stereo. Ok? Quindi io ho lavorato perché il filmato l'ho trovato già digitalizzato, io non ce l'avevo, l'ho trovato già digitalizzato, però il segnale era mono, l'ho cercato di migliorare per quanto possibile in modo da renderlo diciamo godibile
sia dal punto di vista video che dal punto di vista audio. Quindi cercate questo filmato che si chiama Riccardo Cocciante, La grande avventura sta in mezzo ai miei video, ok? E questo è il primo dei vinili che mi ha regalato il mio amico Max, che saluto lui e tutta la sua bellissima famiglia, ok? Quindi bellissimo disco, bellissimo vinile, ti ringrazio. E questo è il primo. Ok, da adesso in poi andiamo a vedere cosa contiene e direi di partire proprio da questa busta che è quella che ne contiene di più. Già vedo un altro disco, ecco, questo ne abbiamo già parlato, questa è la versione originale dell'epoca del disco Dalla Morandi, ok? Ultimamente è uscita una ristampa in doppio vinile colorato e io me la sono andata a comprare perché anche questo è un vinile molto molto bello, tra l'altro doppio vinile, questo dovrebbe essere un doppio vinile e in effetti ce n'è uno qui e uno qui, vedete? Quindi doppio vinile Gatefold significa che si apre così il vinile e quindi non è solo una busta di cartone che contiene l'inner sleeve, ma è diciamo anche i dischi singoli, gli LP singoli si possono trovare in versione Gatefold. Ovviamente in quel caso il vinile sta sempre di qua e ce n'è uno solo, mentre invece qui ci sono un vinile qua, un vinile qua. Quindi Gatefold Dalla Morandi ebbe un grandioso successo perché questo vinile diciamo segnò un po' questa amicizia tra questi due cantanti, Lucio Dalla e Gianni Morandi. Andiamo avanti, ecco un altro disco iconico degli anni 80 che è Venditti e Segreti, il grandissimo Antonello Venditti. Come vedete c'è ancora il cellophane davanti, questo è, diciamo, contiene, magari possono sembrare poche canzoni, visto che noi oggi siamo abituati ad avere discografie complete all'interno di Amazon Music o di Amazon Prime Music, Amazon Music Unlimited. Qui c'era Peppino, Questa insostenibile leggerezza dell'essere, Giulio Cesare, Ernestina, poi Segreti, Rocky Rambo e Sting, Settembre e C'è un cuore che batte nel cuore di Roma, ok? Quindi questo è Venditti e Segreti di Antonello Venditti, un album molto 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 bello, ebbe un discreto, se non un grande successo. Andiamo avanti, guardate qua che c'è, le 1000 lire, questi sono i Via Verdi che avevano utilizzato la banconota da 1000 lire per fare la copertina dell'album. Andiamo a vedere all'interno, eccolo qua, Via Verdi, vedete, bellissimo questo disco, lo rimettiamo subito nell'inner sleeve. Tra l'altro sta benissimo sto disco, io poi di solito me ci metto, me li pulisco tutti uno per uno, però ecco qui, Via Verdi, vedete, questo è il numero di catalogo del vinile, che lo potete andare tranquillamente a cercare poi su Discogs. Salutiamo i primi due connessi che sono Michele e Patrizia. Ciao Patrizia, benvenuta, mi fa molto molto piacere avervi qui. Grazie. Allora andiamo a vedere Luca Venturi al bar con gli amici. Questo dovrebbe essere, no, sempre un LP, è un LP. Tra l'altro bellissimo questo, no, questo non è il simbolo Baby Records, questo è il simbolo dei Duck Records, esatto. Quante sono state le etichette discografiche voi non avete idea, vedete? Duck Gold Records GDLP 022, se volete fare una ricerca di questo. Salutiamo anche Andrea, ciao Andrea, benvenuto, collegati tutti quanti sul mio canale YouTube. Ecco, questo è Luca Venturi al bar con gli amici. Ovviamente quest'estate io farò diciamo, una sistemazione della mia Reni Caverna e la dedicherò solo alla musica, quindi ai giradischi che già sono collegati lì, però purtroppo ci ho messo tanta altra roba che non c'entra niente. Quindi spero quanto prima, quindi durante l'estate, per quanto cercherò di stare a Roma, di potervi anche far sentire durante qualche live
anche se le live le farò ovviamente su TikTok, se TikTok ci permetterà ancora di farle. Allora, guardiamo quest'altro, questo non me lo ricordo, Marsha Mason, Everybody's Talking, Everybody's Talking, questo dovrebbe essere un mix. Sì, esatto, questo è un disco mix, un Maxi 45, come lo volete chiamare voi. Ci sono due versioni al lato A e due versioni al lato B. C'è la instrumental al lato A e la Keep on Talking normale, e poi c'è sta Everybody's Talking e la vocal disco version. Ok, quindi questo è un disco mix, non è un LP. Ok? Noi andiamo avanti, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Demis, questo è un LP, un LP. Oh, vedete qui? Qua c'è scritto campione gratuito, vedete nell'angolo? C'erano delle macchine che bucavano i vinili, qui si vede che il vinile finisce qui, quindi erano fatte apposta per bucare la copertina nel caso in cui questo vinile venisse dato alle radio. Ok? Ciao Maurizio da Facebook, grazie di essere qui con noi. Ciao Maurizio, stiamo vedendo un po' di vinili che mi ha regalato il mio grandissimo amico Max. Allora, facciamo un po' di storia di questa scritta, che tra l'altro adesso vi faccio vedere, vabbè, faccio vedere il dietro di questa copertina, di questo disco, e vi faccio vedere che anche questo qui, guardate, si vede meglio da qua al contrario, qui c'è scritto campione gratuito. Allora, quando è che compariva questa scritta? All'epoca i dischi venivano dati, diciamo, ai negozi di dischi in primis, alle radio e alle discoteche. Ok? Allora, i campioni che venivano dati alle radio e alcuni campioni che venivano dati ai negozi di dischi venivano marcati come campione gratuito, quindi esente da IVA, esente da tutto, ok? Come campione gratuito solo per distribuire e far ascoltare i brani alle radio, nel caso delle radio, della diffusione radiofonica, in discoteca per far sentire magari durante una serata un brano per vedere se andava, se poteva piacere. Nei negozi di dischi invece venivano anche dati stesso dai rivenditori. Io spesso capitavo da Remix o da Yuri Music, più raramente alla discoteca laziale, devo dire, con tutto io sono un grandissimo fan della discoteca laziale, però più da Goody Music e da Remix ci venivano dati dei dischi mix, magari di autori ancora sconosciuti, di artisti poco conosciuti, o remix di brani fatti da DJ non tanto conosciuti, che per farsi conoscere davano quella decina, quindicina di copie per ogni negozio di dischi da dare in giro, da distribuire in modo da far conoscere la propria musica. Ok? Quindi questi campioni gratuiti, in particolare il mio amico Max mi ha detto che vengono da alcune radio, ok? Alcune radio romane. Quindi tutti quelli dove andremo a leggere campione gratuito venivano date alle radio, ok? Quindi vi ho svelato un altro mistero. Al giorno d'oggi vengono stampate, magari io ve l'ho già detto, i dischi, le ristampe di oggi ne fanno 500 copie, 1000 copie. All'epoca quelle da regalare erano un migliaio di copie, ne facevano 1000 da dare, diciamo, in omaggio, perché tra Roma, Milano, Napoli, Palermo, ne dico qualcuna così, le più grandi città d'Italia, Torino, eccetera, Pisa, c'erano tanti negozi di dischi dentro ogni città, e quindi darne, che ne so, 10-15 copie per ogni negozio era, diciamo, un minimo, e quindi ecco che si arrivava facilmente a 1000 copie tranquillamente, e quelle 1000 erano campioni omaggio, campioni gratuiti. E poi veniva fatta ovviamente la stampa ufficiale, che poi andava in vendita nei vari negozi di dischi. Allora, qui
allora, tanto le copertine le sappiamo, è Marillion Easter. Questo pure dovrebbe essere un disco mix, non me lo ricordo, però sì, perché vedete c'è un brano al lato A e un brano al lato B, e questi sono sempre i Maxi 45, i Maxi 45 che contenevano diciamo al massimo che ne so, o 4 canzoni raramente proprio, ma se no la stessa, aspettate che abbasso il volume del cellulare, se no mi fa diventare matto qua, che, ok, che mi stanno scrivendo tanti messaggi su Telegram, ma attualmente non posso rispondere, sono online. Allora, quindi abbiamo visto questo qui, che è un Maxi 45 Easter Marillion. Allora, andiamo avanti. Anche questo è un Maxi 45 Fake Brick, vedete? Sono tenuti benissimo questi vinili, ma proprio bene bene bene. Ringrazio tantissimo ancora una volta il mio amico Massimiliano diciamo, per questo regalo, per questo omaggio di tutti questi vinili. Ok, ma possibile che questo addirittura è un single sided? No, c'è, vedete, ecco la lista dei brani, se la telecamera, ecco, Side A, Brick, Side B, Another Brick Brick Short Version, quindi sono una sola versione lato A, è come se fosse un 45 giri, però grande come un 33, quindi un 12 pollici che gira a 45 giri. Oh, il simboletto, ma ve lo voglio far vedere, l'ho visto adesso, il simboletto discotto, questo ebbe grande successo negli anni 80, il discotto, fecero tante audiocassette e tanti vinili. Ottimo la videocamera che si rimette a fuoco da sola. Ecco un altro campione gratuito, Brother Beyond, vedete qui c'è scritto campione gratuito, vedete? E questo è quindi un altro di quei dischi che venivano dati alle radio gratuitamente. Vedete qui come si legge bene campione gratuito? Can you keep a secret, Brother Beyond? Allora, a Pisa dove abito, dove andavo a comprare i dischi, c'era un negozio chiamato la Galleria del Disco. Ce n'erano tanti, ce n'erano tanti. Adesso a Firenze, proprio vicino al Duomo, c'è un bellissimo negozio di dischi che è specializzato in dischi da collezione. Quando dico dischi da collezione, che cosa significa? C'hanno una marea di picture disc, dischi colorati, dischi marbled, diciamo quelli tutti marmorizzati, diciamo tutti dischi molto molto di nicchia, molto da collezione, e questo negozio di dischi sta al secondo piano. Perché sta al secondo piano? Perché al piano terra c'è un bellissimo pub, diciamo pub ristorante, ma lì fanno più che altro apericene, perché va parecchio pure a Firenze la pericena, e quindi quel negozio, adesso mi sfugge il nome, c'è un 1 alla fine, però sta proprio sulla piazza dove sta a Firenze, la piazza principale di Firenze. Vabbè, dopo se me lo vediamo, perché si vede, si trova subito. Basta mettere nei negozi di disco Firenze, il primo che esce è lui. Quindi, Hey You, Queer Boys. Questo anche è un Maxi 45, come vedete c'è una versione al lato A e due versioni al lato B, e quindi questo è considerato un disco mix, ok? Allora, andiamo avanti, che sono veramente veramente, oh, bellissimo questo. Questo c'ho anche la cassetta qui da qualche parte, qui da qualche parte c'ho la cassetta. Paul McCartney, uno dei Beatles, Flowers in the Dirt. Questo è diciamo, è un disco che ha fatto la storia, diciamo. Flowers in the Dirt di Paul McCartney, come All the Best,
è un bellissimo vinile. Io mi pare che ce l'ho pure questo vinile già da qualche parte. Certo, questo è tenuto benissimo, è nuovo. Guardate, non c'è un... Io poi li ritengo così, non è che ci faccio... Cioè, perché questi poi vanno a finire, come avete visto, dentro il Drona e dentro il Kallax, quindi tenuti proprio bene. Paul McCartney, Flowers in the Dirt, bellissimo. My Brave Face, queste sono tutte belle i brani che stanno all'interno di questo LP. Questo è un LP che ha fatto la storia anche di Paul McCartney, John Bowers. Questo anche è un LP Recently. Come vedete anche qui c'è ancora la plastica intorno, vedete? Questo pure dovrebbe essere anni 80. Andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Oh, questo è ancora nuovo, sigillato, mai aperto. Questo è nuovo, mai aperto, sigillato. Stiamo parlando dei Ricchi e Poveri, una domenica con te, e contiene anche la sigla di Domenica In. Voi sapete che io gestisco sia su Waveful che su Facebook un canale che si chiama Super Sigle TV, proprio perché a me piacciono tantissimo le sigle TV. Qua c'è Una domenica con te, Buona giornata, Se mi innamoro, L'ultimo amore, In questa città, Mi innamoro di te, La prima cosa bella, Che sarà, Sei la sola cosa che amo, Chi voglio sei tu. E questo è anche un campione gratuito. Vedete, qui c'è scritto campione gratuito. Vedete bucherellato? Campione gratuito della EMI. E questo è ancora imballato, mai aperto. Mai aperto, veramente bello questo disco, imballato, mai aperto, condizioni new. Oh, e qui ce n'è uno Gatefold, Lionel Rich, Can't Slow Down, Can't Slow Down. Vedete Lionel Rich, Gatefold, quindi come abbiamo detto Gatefold significa che si apre così. Andiamo a vedere questa immagine. Vedete? E in questo caso il disco è uno e sta solo di qua. Vedete? Singolo disco Gatefold. Pure questo tenuto benissimo, veramente bene, sembra nuovo. Lionel Rich, Can't Slow Down, in una custodia Gatefold. Ciao Andrea, grazie di essere stato con me. E se vuoi finirla di vedere non c'è problema, rimane sul mio canale YouTube, quindi non c'è problema. Allora, questo è un bel disco. Questo è un bel disco. Io ho il 45 giri, il 7 pollici di questo brano che, se non ricordo male, mi pare, vinse Sanremo. Si può dare di più, tra l'altro, guardate, Picture Disc. Ragazzi, voi sapete quanto io amo i Picture Disc. Questo è il Picture Disc di Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi. Si può dare di più. E poi la canzone della verità. Si può dare di più. E questo è un bellissimo Picture Disc. Guardate che Picture Disc. Tra l'altro questa è edizione limitata numerata, anche se non si sa quante copie ne hanno stampate. Vi ho già spiegato come funziona la numerazione delle copie. Vedete? Quantomeno ne hanno fatte 7011 ed erano edizioni limitate numerate. Pensate com'era diverso una volta, quante ne stampavano di queste copie. Ok? Quindi questo Morandi, Ruggeri, Tozzi, Si può dare di più è una copia. Si trovava anche, diciamo, le prime stampe magari vi hanno fatte su Picture Disc. Io ho dei Picture Disc molto belli degli 883 che non l'ho pagati di più perché erano Picture Disc. Sono solo stato fortunato perché sono capitato nel negozio dei dischi quando hanno distribuito queste copie, ma non costavano di più perché erano Picture, costavano uguale. Ho dei Picture Disc degli 883 che adesso hanno anche un certo valore,
che sono stato fortunato a trovarle quando sono andato lì a comprare i dischi. Ennio Morricone, vabbè, come un girotondo, lui è un grandissimo direttore d'orchestra, ha composto le colonne sonore dei più famosi film, ok? Quindi andiamo a vedere qua come un girotondo, tempo di marcia con bambino, Pavana, allucinazione notturna, Pavana seconda parte, pressione estrema, tensione romantica, attraverso un velo e Pavana terza parte. Forza Italia. Ancora non c'era il partito. Vedete, Ennio Morricone, grandissimo compositore, sarà bellissimo anche questo disco. Questo, guardate un po', il film che i politici vogliono bruciare. Vedete, certe volte si trovano delle cose all'interno dei vinili che ci ricordano tante cose che sono successe durante quegli anni. Stefano Rosso, Donne. E questo è un LP, vedete? È completamente un LP. Oh, questo è Loop Records. Adesso c'è un lupetto, vedete? Lupus, Records. Distribuzione Dischi Ricordi SPA, Lupus. Tante etichette. All'epoca ce n'erano proprio tante, veramente, veramente tantissime. Io avevo fatto tempo fa, quando pure feci, diciamo, un poster, chiamiamolo così, con tutte le versioni dei piatti Technics SL 1200 e 1210 che sono usciti negli anni, tutte le varie versioni, feci anche un paio di poster con tutte le etichette degli anni 80, tutte le maggiori, no etichette discografiche, tutte le maggiori, sì, no, etichette discografiche che poi si appoggiavano ad altri distributori, quindi le etichette proprio, come la Fry, la Fly, ce n'erano UMM, UMD, ce ne stavano tantissime di etichette e io le misi, c'è ancora il post su Facebook, in 2 o 3 immagini per far vedere quante erano, diciamo, le etichette discografiche. Vedete, qui per esempio questo è CBS e anche questo mi sembra, no, non è, questo è un disco. Luca Carboni, non tutti gli uomini, sì, Luca Carboni, sbagliato, ho letto Luca Barbarossa, non tutti gli uomini, Luca Barbarossa, non tutti gli uomini, guardate, questo è un LP, ancora con il cellophane intorno, infatti mi riflette il monitor, vedete, Luca Barbarossa, questo se non sbaglio fu uno dei primi dischi di Luca Barbarossa. Quartiere, non tutti gli uomini, se ci fosse il sole da grande, belle le tue labbra, Yuppis, l'amore rubato, vivo il tuo giorno. Eccolo qui, Luca Barbarossa, non tutti gli uomini. Questo anche mi ricordo che fece un discreto successo quando uscì. Ce l'avevano tanti amici, sì sì. Ok. Shades of Liberty, Silent Running. Vedete? E questo dovrebbe essere, non so se è un, tanto va tirato fuori che questo sta fuori, ma questo è un LP, stava fuori dalla inner sleeve, quindi l'ho rimesso a posto. Questo è un LP, anche questo, come diciamo, campione gratuito. Vedete? Shades of Liberty, Silent Running. E andiamo avanti, non ci fermiamo, mamma mia quanti sono. Bliss, questo anche l'Overprior, questo è anche un LP. Guardate che belle, oh, le copertine dei vinili però erano qualcosa di spettacolare, Adesso non ci si lavora quasi più perché essendo la musica liquida non è necessario fare quasi le copertine, addirittura
c'è YouTube che distribuisce tanta musica, quindi magari si perde un po' più di tempo a fare il video perché moltissimi brani contenuti in questi dischi non hanno neanche il video, e quindi se li trovate su YouTube magari ecco c'è la copertina fissa con la musica che va in, diciamo, in sottofondo, diciamo. Però molti di questi brani non hanno un video, mentre invece al giorno d'oggi, visto che c'è YouTube che richiede per forza un video da associare ad un brano musicale, quindi si perde magari un po' di tempo invece che a fare le copertine come si faceva una volta, a fare queste bellissime copertine, si perde il tempo a fare direttamente il video del brano. Ok? Guardate, bellissime, tenute benissimo. Ci tengo a ringraziare il mio amico Max. Allora, andiamo avanti. Che è Gianni Di Bella questo. Un LP di Gianni Di Bella. Questo dovrebbe essere Pittore di me stesso. Allora, innanzitutto notiamo qua la scritta campione gratuito, vedete? Campione gratuito. Quindi questo è Di Bella e qui c'è tutta la lista dei brani, vedete? Questo ancora c'ha il cellophane intorno, campione gratuito scritto qui, forse qua si vede meglio, vedete? Campione gratuito. È bello perché vedete in trasparenza sulle scritte c'è la sua foto, bello. Guardate che c'era anche un'arte dietro ogni singola copertina. Andiamo avanti. Give it up. Hothouse Flowers. Hothouse Flowers. Give it up. E questo è un Maxi 45, un disco mix, diciamo per le radio e per i DJ. Ok? Guardate, queste sono le versioni. Vedete? E dentro c'è un disco mix. Ok. Allora, andiamo avanti. Tiziano Rivale. Questo è anche un LP. E qui c'è scritto omaggio vendita vietata. Ok? UEA, dischi UEA, scritto qui. E qui si legge benissimo omaggio vendita vietata. Vedete? Il bello è che per bucare qua c'era un apparecchio di plastica che si metteva in quest'angolo e non si poteva sbagliare. Si premeva e veniva, diciamo, stampata questa scritta, che si legge meglio di qua. Quindi veniva messo questo aggeggio di plastica, si premeva e non c'era possibilità di rovinare il disco, assolutamente, anche se il disco era imballato. Ok? Quindi l'abbiamo visto su un disco imballato che c'era la scritta. Quindi Mister Broken Wings Extended Version, quindi ecco un altro disco mix. Eccolo qui, questo è un altro Maxi 45 giri, disco mix, come lo vogliamo chiamare. Vedete c'è un brano al lato A, eccoci qua, e due al lato B. Ok? Bellissimo anche questo disco. Guardate, Mister Broken Wings, Uniform of Youth, Welcome to the Real World. Questo lo diceva Neo. Una frase che è stata ripresa da Matrix, dal film di Matrix, Welcome to the Real World. Richard Clayderman Stories. Guardate. Bellissime queste copertine, ragazzi, guardate che stiamo facendo un salto nel passato grazie al mio grande amico Max, grazie al grande amico Massimiliano, stiamo facendo un bel tuffo nel passato. Anche questo è un campione gratuito,
Adesso qua non lo vedete, vediamo un po' se, perché qui purtroppo quando è scritto così non sono in grado di farvelo vedere, però anche qui c'è scritto campione gratuito, ok? Campione gratuito, forse facendoci capitare un riflesso, no, niente. E quindi questo è Richard Kleiderman Stories. Allora, andiamo avanti, non ci fermiamo mai. Oh! Allora, qui adesso facciamo una pausa. Anche questo campione gratuito, qua si legge bene, vedete? Campione gratuito. Renato Zero, più insieme un disco singolo a 12 pollici di Renato Zero. Quindi Renato Zero ha venduto milioni di dischi, tra l'altro parecchi 45 giri, tantissimi, io ne ho diversi, e poi vabbè tutti i suoi LP, concerti o anche diciamo LP proprio fatti in studio di Renato Zero. Facciamo un attimo di pausa, lascio un attimo qui, vi faccio vedere tra l'altro l'ultimo disco che ho preso in edicola di Renato Zero, ve lo volevo far vedere, mi sono scordato di metterlo lì, ma tanto sta qui dietro, è facilissimo farvelo vedere. Questo è il penultimo perché l'ultimo ce l'ha ancora l'edicolante, lo devo andare a ritirare. Guardate, questo è La curva dell'angelo, vedete? Quindi fascicolo più doppio LP 30 euro, La curva dell'angelo ristampa, che fa parte di 1110, la nuova collezione di vinili che è in edicola e che stanno uscendo adesso. Infatti io il 15/3/2024 è uscito anche sulle tracce dell'imperfetto, esclusiva per la prima volta in vinile, è uscito il 15 marzo. Lo devo ancora andare a ritirare, vedete? Questo è tutto il piano dell'opera, ok? Quindi questo è 1110, io fino adesso l'ho presi tutti, devo prendere ancora sulle tracce dell'imperfetto del 15, questo qui, e mi mancano questi da prendere. Arriveremo fino al 5 luglio con questa bellissima raccolta, ok? Quindi io sono veramente, a me Renato Zero piace tantissimo, piace la voce, piacciono le canzoni, insomma guardate, bellissimo questo disco, diciamo questo è veramente un maxi 45 perché diciamo non penso siano remixate queste, arrangiamenti, no, saranno le versioni originali, però tra l'altro è del 91 questo disco, però stanno messe invece che su un 45 giri da 7 pollici, stanno messe su un maxi 45, quindi su un 12 pollici. C'è il caso pure che questo giri a 45 giri, perché quando li mettevano su dischi così grandi li facevano girare più veloci in modo da aumentare la qualità. Poi un giorno parleremo anche, adesso ce ne abbiamo tantissimi qua da vedere ancora, parleremo anche della differenza di qualità in base alla velocità di rotazione del disco, ma queste sono altre cose che vedremo più avanti. Allora, questo è un altro LP, campione gratuito anche questo, vedete? Campione gratuito. Vi faccio vedere sia il davanti, Revit Up, e il dietro. E andiamo avanti. Questo è un LP, sì, perché ci sono 1, 2, 3, 4 al lato A, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al lato B. Quindi, allora andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, Super Califfo! Guardate com'era giovane. Guardate qui com'era giovane. Certe foto si trovano su questi vinili. Guardate, Super Califfo. Vediamo che brani c'erano nel Super. La mia libertà, Minuetto, Monologo, tutto il resto, La musica è finita, Mi imbriaco, Quando comincia la notte, tac, Monologo, Siamo gente deborgata, Io per amarti, Mi innamoro di te. Questo già sta messo bene, quindi va bene così. Super Califfo, eccolo qua.
Andiamo avanti. Oh, Iron Maiden. Campione gratuito, anche questo, qui si legge benissimo. Campione gratuito, Iron Maiden. No Prayer for the Dying. Bellissimo questo disco di Iron Maiden, questo mi mancava, devo dire la verità. Di Iron Maiden, vi ho messo per leggere i titoli. Bellissimo, andate a vedere www.magliettevintage.it e ci trovate anche tantissime magliette con i vari loghi, Iron Maiden, i Kiss, i Rolling Stones, troppi ce ne stanno, i Genesis. Ci ho messo una marea di magliette vintage, quindi andate su www.magliettevintage.it. Allora, anche questo è un campione gratuito. Non so se si legge qui, sì, lo leggete benissimo. Mettiamolo così. Campione gratuito. Vedete? Campione gratuito. Questo è Hooked on Rhythm and Classics. Lewis Clark and the Royal Philharmonic Orchestra. Questo è da sentire perché a me piace tantissimo anche la musica classica. Vediamo un po'. Sinfonia numero 5. Acid House Remix. Beethoven. Allora questa bisognerà sentirla perché questi saranno dei remix un po' strani, come Classica Compilation. Uscì negli anni 90 una compilation che si chiamava Classica con la K, bellissima, la trovate nel mio canale Mixcloud, l'ho digitalizzata quella, ce l'ho su vinile. Lì c'erano tanti brani di musica classica. Io a proposito della scritta campione gratuito ho il 45 giri Cuori agitati di Eros Ramazzotti con la scritta bucherellata campione gratuito. Vero, anche i 45 giri. Molti c'era scritto sempre bucherellata for jukebox only e quelli erano versioni speciali per i jukebox, perché ricordiamo che negli anni 70 e 80 dentro i bar, soprattutto sui lidi al mare, c'erano tantissimi jukebox e venivano distribuite delle copie speciali perché erano più pesanti dei dischi normali destinati alla vendita, in quanto il jukebox veniva utilizzato molto di più di un vinile casalingo. Quindi i 45 giri con scritto versione speciale solo per jukebox sono di qualità superiore perché destinati ad un uso maggiore e più intenso da parte di un macchinario automatico. Ok? A Fierce Pancake Stamp. Ma guardate che belle che erano queste copertine, guardate che c'era, cioè non è facile fare una copertina, cioè voi dovete trasportarvi in quell'epoca. Noi al giorno d'oggi facciamo fare oramai, vabbè, negli ultimi anni con queste intelligenze artificiali, ma anche diciamo con Photoshop sono 20 anni, 25 anni che qualsiasi cosa si fa con Photoshop, ma all'epoca noi magari c'era un rudimentale Photoshop, ma qui è tutta mano dell'artista che si è occupato di creare questa copertina, capite? Quindi diciamo c'è tanta storia dietro a un singolo vinile, vabbè. Allora, Joel Zeppa, My Guitar Wants to Kill Your Mama. My Guitar, sbagliato, My Guitar. Mia figlia che fa il linguistico parla benissimo l'inglese e mi bacchetterebbe se mi sentisse, quindi cioè, stiamoci attenti a come pronunciamo queste parole inglesi. Poi tra l'altro adesso vuole anche iniziare, e noi siamo molto d'accordo, un corso di giapponese, lo inizierà quest'estate, quindi la terrà impegnata per tutta l'estate. Questo qua non ho visto se era un campione gratuito, no, però quest'altro che ho in mano, questo New to Dance, pregherei Sharpie with Scarlett, pregherei se mi sentisse lui, e questo è campione gratuito.
vedete? Bede, 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 così, campione gratuito, vedete? Quindi questo è sempre un Maxi 45 RCA Records, RCA New to Dance Sharpie with Scarlett, New to Dance, pregherei. Vedete, questa sembra molto semplice come copertina, però bisogna sempre andare a cercare un font. Noi adesso, specialmente io, ho una marea di font installati su Windows, e anche questo è un altro motivo. Io ho ancora Windows 7 e ho difficoltà a reinstallarlo, perché reinstallare tutto quello che c'è, che bella collezione, ma dove l'hai presi? Ciao Max, chissà dove l'ho presi, grazie di essere qui, ti sto ringraziando, cioè ogni due dischi ti nomino per ringraziarti. Abbiamo in live il mio amico Massimiliano, che mi ha regalato questi vinili. Questo ovviamente ce l'avevo anche io, Zucchero Fornaciari, Rispetto. Questo era il periodo d'oro di Zucchero. Io, avete visto, ho ricomprato anche diverse ristampe di Zucchero. Guardate come era giovane, cioè guardate, non si riconosce quasi, ok? Ho comprato delle ristampe di Oro, Incenso e Birra, anche colorate. Grazie mille Max, mi hai fatto veramente contento. Ho fatto vedere, guarda, ho già preparato. Dove sta l'altro? Ah, sta lì per terra. Vabbè, ti faccio vedere dove li sto mettendo. Vedete? Questo è Drona, è il contenitore che va dentro il Kallax di Ikea, e questo è un contenitore ulteriore per il Kallax dove si mettono dentro i vinili, ok? Ah, vabbè, questo ho dato per scontato che tutti lo conosciamo a memoria, ma magari qualcuno che vede poi il video in differita non conosce questi LP, perché magari sono gente nata nel 2000, che adesso c'è una ventina d'anni, e quindi questi sono degli LP che hanno fatto la storia, Rispetto, vabbè, nella casa, vabbè, qui sono tutte famose, torna a casa, io perché faccio un salto nel passato, meglio che andiamo avanti, perché sennò io mi ricordo, vabbè, questo pure ho il picture disc, ho il 30° anniversario, ce l'ho in tutte le versioni questo disco. Allora ragazzi, non vi fate fregare, perché attualmente le classifiche vengono un po' rimaneggiate. Allora, Michael Jackson con questo disco è ancora, detiene ancora il record dell'LP, dell'album più venduto nel mondo. Adesso si tende a considerare le visualizzazioni o gli ascolti su Spotify per decretare se un disco va bene, se merita il disco d'oro, disco di platino. Mi voglio soffermare su questo disco per parlarvi un po' di questi sistemi di valutazione per dare ad un cantante, ad un artista, il disco d'oro, il disco di platino, disco di diamante, eccetera. Allora, una volta, per arrivare a dischi d'oro, dischi di platino, ovviamente dipendeva dal paese. Un paese come può essere, che ne so, gli Stati Uniti hanno molti più abitanti rispetto, che ne so, anche all'Europa, cioè, e quindi dovevano stamparne molti di più, però di dischi, e quindi dipendeva dal paese i vari dischi che venivano, i vari premi che venivano assegnati, però bisognava spendere i soldini, cioè questi dischi, al di là di quei campioni gratuiti che abbiamo visto, questo per esempio non è campione gratuito, costavano soldini, bisognava spendere per comprare un 45 giri, un LP, eccetera. Quindi quando uno vendeva, che ne so, 1 milione di dischi, si presume pure che aveva guadagnato tra la casa di distribuzione e tutto, diciamo, tutto il contorno che c'è dietro la produzione di un disco, di un vinile, di una cassetta, di un CD, eccetera, diciamo, avevano fatto un certo incasso. Adesso invece si basa tutto su noi che ascoltiamo la musica, anche io l'ascolto su Amazon, eccetera, senza pagare niente a nessuno. Io ce l'ho dentro, io non ho il Music Unlimited, e quindi là è tutto compreso nel Prime, e io mi sento tutta la musica che voglio gratuitamente, diciamo, tra virgolette.
Quindi come fai a dire, ah, quel brano, nessuno lo paga né spende soldi per poterlo sentire, quindi io potrei sentire anche un brano che non mi piace per curiosità e poi vabbè non mi è piaciuto. Invece chi spendeva soldini, se non ti piaceva questo disco non lo compravi. Eh? Quindi al giorno d'oggi c'è tantissima musica, uno la sente pure per curiosità e quello vale un ascolto. Se tutti quanti, solo in Italia, una canzone bruttissima, l'ascoltiamo una volta, quella ha fatto 66 milioni di ascolti. Capite quanto è diverso? Senza spendere soldini. E quindi è tutto diverso, va riconsiderato secondo me questo sistema di valutare dischi d'oro. Anche questo già ce l'ho. Tra l'altro, vedete, qui c'è anche una dedica. Anzi, se qualcosa Massimiliano la rivolesse perché c'è qualche dedica, qualcosa, tanto noi ci sentiamo, me lo scrive, vedete qui c'è una dedica, bellissimo, io tra l'altro questo già ce l'ho, quindi di disco, questa è la colonna sonora di Flashdance, bellissima, bellissima la colonna sonora del film Flashdance, un film ovviamente un musical, ma non solo musical, anche tutto ballato, come poteva essere anche Footloose, ok? Quindi veramente, veramente un bellissimo film, come La febbre del sabato sera, ce ne sono stati tanti, tanti all'epoca, andavano tantissimi film, tutti ballati e con una bellissima colonna sonora dietro. Ecco un altro disco, questo sempre campione gratuito, imballato. Questo era un campione gratuito? No. Ok, questo è campione gratuito, vedete? Campione gratuito. Maruzzella Lisa Sastri. Lisa Sastri, non so come mettervelo per non fare riflessi, ecco così, non fa tanti riflessi, questo addirittura è ancora imballato, sì, questo ancora non è stato mai ascoltato ed è un LP, ok, lo metto qui, poi questi ancora imballati li metto tutti insieme. Oh, questo sempre campione gratuito, si legge, di qua si legge ancora meglio, campione gratuito, vedete al contrario però perché ovviamente speculare, la mia nemica amatissima, che bello, stavo vedendo che questo non mi pare di avercelo, è un bellissimo disco di Gianni Morandi, un LP, stavo vedendo che c'era, Marinaio, canzoni stonate, Mariù, fumo negli occhi, tu o non tu, solo all'ultimo piano, non mi dire di no. Vabbè, comunque bellissime anche queste copertine, guardate. Quando a teatro, bastava vedere un teatro, qualcosa molto semplice. Allora, già, per esempio, io non ho visto Sanremo, è dal 99 che non vedo Sanremo, però ovviamente capitano gli spezzoni. Vedi chi c'è qui, qui c'è il molleggiato. Un attimo di pausa. Volevo dire, gli spezzoni mi sono capitati tra YouTube, Facebook e TikTok, spezzoni del Festival di Sanremo di quest'anno. Devo dire una cosa, che si dà molta più importanza al dietro che c'è il cantante, cioè tutti questi effetti di luce, tutti questi LED che si illuminano a tempo di musica, che fanno tutte queste coreografie bellissime, mentre invece prima, se andiamo a vedere i Sanremo degli anni 80 ad esempio, e dietro c'erano 4 lampadine e chi faceva veramente il festival era il presentatore, la valletta e il cantante con tutta l'orchestra. Mentre invece adesso siamo molto distratti da tutto questo spazio, da tutte queste luci, da tutti questi effetti e si perde un po', secondo me, l'attenzione verso il protagonista vero di quella kermesse, che è il cantante, che è il presentatore, che è la valletta, che è tutta l'orchestra di Sanremo. Ok, guardate un po' il molleggiato, i miei americani 3 puntini. Questo è il volume 1. Dovrebbe essere il volume 1, no? Sì, i miei americani 3 puntini, volume 1. Adriano Celentano, il molleggiato, Clan Records. Vedete? Io sono anche un grandissimo fan di Adriano Celentano. Ho comprato, sono stato uno dei pochissimi
chi ha comprato il cofanetto di Adrian. Oh, guardate un po', Kim Appleby, Don't Worry, Kim Appleby, Don't Worry, vedete? Anche questo campione gratuito. Ah, Celentano non è campione gratuito, questo invece sì, vedete? Campione gratuito. Kim Appleby, Don't Worry. E questo è il Maxi 45, vedete? Due brani al lato A e un brano al lato B, sempre Don't Worry, diverse versioni, diversi remix dello stesso brano. E io vado avanti, stiamo a metà, ci vorrà un'altra ora allora. Allora, Massimo Bozzi, il tempo non si ferma più. No, il tempo. No, non è un'altra cosa. Campione gratuito, anche questo, bellissimo album. Massimo Bozzi, il tempo non si ferma più. Vedete? E qua c'è tutta... Qua, no, di qua. Qua c'è tutta la lista dei brani. Questi io me li sentirò proprio uno per uno, perché molti non me li ricordo, cioè all'epoca io sentivo tantissima musica, ripeto, ho oltre 2000 audiocassette, sono arrivato ad avere oltre 6000 vinili, cioè quindi io sentivo tantissima musica, specialmente in quel periodo, specialmente in quel periodo. Joe Cocker, One Night of Sign, questo è Joe Cocker. Guardate, io sto ancora archiviando vinili, voi non ci credete, io oggi ho dovuto sospendere l'archiviazione dei miei vinili per fare questa live, ma ci tenevo perché l'amico Max mi ha fatto un regalo troppo bello e spero, no, vediamo, perché oggi riesco a fare una sola busta, qui mi sa che una busta alla volta ci vogliono tre puntate, questo per esempio non è campione gratuito, vedete? Non c'è da nessuna parte la scritta campione gratuito. Ok, Joe Cocker, One Night of Sin. Oh, questo è uno dei miei cantanti stranieri preferiti. Non so, addirittura la voce forse la preferisco anche a quella di Michael Jackson. Phil Collins, But Seriously. Questo è stato uno degli album più venduti di Phil Collins. Bellissimo, bellissimo questo album. Hanging Long Enough, qui c'è sta tantissime. Another Day in Paradise, vabbè, ma che ve lo dico a fa? Another Day You in Paradise. Oh, bellissimo, bellissimo. Cioè, c'ha una voce lui che è ineguagliabile. La voce di Phil Collins è qualcosa di bellissimo. Quindi bellissimo. E questo io l'ho ricomprato perché, come ho fatto vedere, non so se ce l'ho, vediamo un po' se sta qui dietro, vi faccio vedere qualcosa riguardo a questo disco, eccolo. C'ho quasi tutto a portata di mano. Allora, ultimamente, per me ultimamente significa circa 4 anni fa, 4 anni fa ho comprato questo vinile, quindi io già ce l'ho, quindi questo è diciamo un doppione, Edoardo Bennato, mi piaceva tantissimo a me, questo è un mini LP, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 canzoni in tutto, anche questo campione gratuito, vedete? Si legge qui, no? Campione gratuito, vedete bucherellato? In teoria se lo avvicino di più dovrebbe mettere a fuoco, vedete, campione gratuito. Allora, eccoci qua. Perché io l'ho ricomprato? Questo è il Gioco Continua di Edoardo Bennato, lo poggiamo qua. Guardate, io ho il CD, uno dei primissimi CD che mi comprai. Ok? Guardate, questo è il CD. Oh, a parte che qui si vede già, questo non è rovinata la superficie del disco, questa è quella che si chiama la malattia dei CD, perché se io ve lo metto contro luce, se io avessi una luce dietro qua, qui lo vedreste tutto bucherellato questo CD, è uno dei pochissimi che me l'ha fatto questo difetto.
Ok, questo se lo vedete, mo io non controluce, non riesco a farvelo vedere, ma ci sono tutti i buchi, quindi questo CD mi salta tutto proprio perché si è rovinato. Siccome questo CD a me piaceva tantissimo, il gioco continua, allora sono andato a comprarmi il vinile, perché io pure dei CD non mi fido abbastanza. Lo so, sono tantissimi. Sono 3 bustoni. Manca questa busta, poi dopo, questa la facciamo domani, e quest'altra busta qui. Vedete, pure questa è una busta piena di dischi, eh? Ok, stiamo andando avanti con questa, fortunatamente quasi finita, perché poi io ho da fare un sacco di altre cose. Quindi questo è un bellissimo disco, vedete? Edoardo Bennato, il gioco continua. Anche questo campione gratuito. Anche questo campione gratuito. Ok, bellissimo questo. Anzi, questo me lo metto qua perché dopo se mi rimane una mezz'oretta, perché non dura tanto tutto l'LP, me lo sento. Ok? No parking on the dance floor. Midnight Star. E questo omaggio vietato alla vendita. Vedete? Omaggio vietata alla vendita. Ok? E vi faccio vedere la copertina. Guardate. Questo sembra un disco anni 70. Sembra proprio un disco anni 70, però io che non ce leggo quasi più, mi dovrei mettere gli occhiali, ma gli occhiali stanno là dietro, quindi va bene così. Comunque fidatevi, questo è un disco anni 70. Anche perché dentro l'inner sleeve è di plastica, diciamo c'è la carta fuori con la plastica dentro, si usava parecchio negli anni 70 a fare questa plastichina così, poi diventarono solo di carta. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, Sheena Easton, Do You. Guardate, chissà che fine hanno fatto adesso tutti questi artisti, eh? E questo è un album. Tra l'altro questo non c'è scritto campione. Sì, eccolo qua, campione gratuito. Si legge benissimo. Eccolo. Campione gratuito. Vabbè, comunque c'è scritto campione gratuito. Si legge. Eccolo qui il retro, e questo è il davanti. No, il retro così ho messo sotto sopra. Ecco. Mamma mia, quanti sono. Oh, Mixture, questa me la ricordo. Non so se già ce l'ho, mi pare di sì, devo andare a vedere perché li sto archiviando e quindi diventa abbastanza semplice. Li sto mettendo tutti anche su Discogs, devo andare a vedere. Mi pare che c'avevo il 2 di questa, che era giallo e non rosa così. Devo andare a vedere, non mi vorrei sbagliare con un'altra compilation. Queste erano le compilation degli anni 80 che venivano utilizzate molto quando si facevano le feste dentro casa e quindi questi sono tutti brani mixati tra loro e quindi c'era un DJ, come vedete, che mixava tutti questi brani che stavano qui e quindi erano tutti senza interruzione, un lato intero senza interruzione e venivano parecchio usati durante le feste dentro casa. Uno aveva un giradischi solo, uno stereo, quindi non è che tutti erano DJ. E quindi chi faceva le feste dentro casa metteva questi dischi, lato A, poi lato B, e quindi c'era un buon 20 minuti di musica per lato e niente, per 20 minuti non stop music, sempre cambiando canzone. Bellissimo, questo non c'è scritto, copia omaggio. Questo Julio Iglesias, ce n'ho tantissimi di dischi di Julio, questo mi manca, 1100 Bel Air Place, Julio Iglesias, ce n'ho tantissimi anche io di Julio Iglesias, pure lui ne ha fatti tantissimi di dischi Julio Iglesias. A proposito della malattia dei CD, io avevo avuto un problema analogo con alcuni film in DVD che avevo comprato assieme al Corriere della Sera, collezione film. Aia, Alberto Sordi, purtroppo quello è il cancro dei CD, essendo i DVD fatti con lo stesso materiale
che era stato usato per i CD, anche alcuni DVD erano soggetti alla stessa malattia del CD audio. E purtroppo anche i Blu-ray hanno lo stesso problema, solo che noi, diciamoci la verità, questi sono stati progettati come queste, aspettate, come queste, per durare in eterno. Io queste ancora le metto e si sentono benissimo. Qui che c'è scritto? Ah, Eros Ramazzotti. Vedete? Queste durano in eterno. Questi, secondo me, non erano fatti per durare in eterno. Anche perché, secondo me, non durano in eterno manco queste, perché, come ho fatto vedere l'altra volta, vai a trovare un adattatore per poter leggere queste compact flash sui PC moderni. Se uno non ce l'ha che te lo sei conservato, stai bene così. Questo chi è? Howard Jones, grande. Questo è un Maxi 45. What is Love di Howard Jones, extended version. Guardate, questa è la copertina dritta come dovrebbe essere, e poi vi faccio vedere i titoli. Vedete? What is Love, extended version, It Just Doesn't Matter. Ok, e questo è un Maxi 45 di Howard Jones. Dai che siamo quasi arrivati alla fine, mancheranno un quarto d'ora, dai, se mi sbrigo. Oh, Hazeldine, They Say It's Gonna Rain. Questo è anche un disco mix. Questo è un disco mix. Bellissimo anche questo. Vedete queste copertine? Poi tra l'altro una diversa dall'altra, cioè davanti c'è una copertina e dietro c'è un'altra ovviamente, quindi era tutto un lavoro doppio. Dopo pochi mesi, pur avendoli lasciati nella loro custodia, il lato dove era scritto il film diventò tutto appannato e non si leggevano. Lo so, quella era una cosa ancora diversa. Quando si appannano, io ce l'ho qualche DVD che ha fatto anche quel lavoro. Questo è proprio tutto bucherellato. Quello che si è appannato c'è un mio amico che ha avuto lo stesso problema molto simile con i giochi della PS1, della prima PlayStation, che erano su dei CD, su dei dischetti, quindi erano su, diciamo, su CD. E lui si è messo, ha fatto vedere anche in un video, sempre su YouTube, si chiama Giusim89, andatelo a cercare, dove lui si è messo con una pasta, che poi lui lo spiega bene, e l'ha puliti, è riuscito a pulirli e è riuscito a ricaricare quei giochi, nonostante che si era tutto appannato sopra. Quelli erano neri, quelli della PlayStation erano diventati tutti grigi sopra. Quindi diciamo che se cercate Giusimo89 e andate a vedere come lui ha pulito questi giochi della PlayStation, ovviamente il sistema potrebbe valere anche per i DVD e per i CD audio, che sono diventati tutti appannati, tutti grigi. Absolutely. ABC. Adesso vado un po' più veloce, questo è un altro LP. Vado un po' più veloce perché il tempo comincia a essere poco ed è 1 ora e 8 minuti, quasi 1 ora e 9 minuti che siamo in live. Vitamin Z, can't live without you. Se mi sente mia figlia, porca miseria, mi disconosce come padre, perché lei, facendo il linguistico e adorando la lingua inglese, se uno sbaglia a pronunciare anche solo una parola, ovviamente gli dà fastidio. È giusto che sia così. Io già l'italiano lo parlo romanaccio mischiato col napoletano, quindi figuriamoci. Ecco, questo è un Maxi 45. Vedete, questi sono un brano al lato A e 2 al lato B. Andiamo avanti, Oh, questo è bellissimo. Guardate, questo addirittura è un doppio LP, campione gratuito. Vedete? E questo ce l'ho anche su cassetta, bellissimo. Riccardo Cocciante, un concerto bellissimo, bellissimo, quando si vuole bene. Questo è un concerto che tra l'altro è diviso in 2 vinili, 4 lati, un concerto che fu un qualcosa di meraviglioso. Mi sembra che anche questo l'hanno trasmesso sulle reti Rai, ma fu qualcosa di anche questo è Gatefold, ovviamente.
Guardate che bella immagine di Riccardo Cocciante. Mamma mia che bello. Cioè, e come vedete, quelle macchinette di cui vi parlavo per fare la scritta campione gratuito, vedete? Stampavano, cioè erano talmente forti, tu la mettevi qui, premevi e quello pure se era un gatefold doppio, che guardate quanto è alto questo gatefold, pure se era così alto riusciva a bucare, diciamo, tutte e quattro i cartoncini che erano sovrapposti e veniva quindi la scritta campione gratuito. Quindi questo grazie Max, grazie mille Riccardo Cocciante, quando si vuole bene, bellissimo concerto. Anzi, questo lo lasciamo, lo metto davanti dove sta la grande avventura, ma che io di Riccardo Cocciante mi piacciono un sacco. Oh, questo pure ce l'avevo la cassetta di questo è Mina. Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula, anche questo è un doppio vinile di Mina. Io questo ho la doppia audiocassetta, tra l'altro era un'audiocassetta, se non ricordo male, invece che essere da 45 minuti erano due, ma quanti sono? Tre vinili, 1, 2 e 3, e infatti erano da 60 le due cassette, ma mi sembra strano che siano tutti di Mina sti dischi. Questo è finalmente ho conosciuto il Conte Dracula volume 1. No, qua c'è sta In questo mondo di ladri di Antonello Venditti. Infatti mi ricordavo che erano due. Ma vediamo se troviamo la custodia di quello, E qua c'è Mina. Questo è l'inner sleeve col disco 2 di Mina. Sì. E di là manca la inner sleeve, ma io ce le ho. Max, guarda, guarda che faccio in tempo reale. Contenitore, guardate, queste si trovano su Amazon, prese su Amazon. Queste sono le inner sleeve, sono nere perché l'ho volute prendere nere. Vado qui e una me ne serve, ecco qua. Questa è una inner sleeve, siccome qui sul disco di Mina ci manca, qua metto a posto e la mettiamo subito in tempo reale, perché i dischi di Mina sono qualcosa di spettacolare, purtroppo magari come valore economico non ce n'hanno tanto, perché Mina insieme a Celentano restano i cantanti italiani che hanno venduto più copie dei loro vinili, quindi e poi il valore del vinile ovviamente dipende da quante copie se ne trovano in circolazione. Eccolo qui con l'inner sleeve, lo andiamo a mettere qui dentro, ok, ecco qua, guardate, e abbiamo ricomposto, diciamo, il doppio vinile di Mina. Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula di Mina, eccola qui Mina, e ovviamente questo è Gatefold, vedete? Ma bellissimo, bellissimo questo disco. Andiamo avanti, va. Ho un gruppo che non ha bisogno di presentazione. Questo io ho 2,45 giri e questo è il Maxi 45 degli Europe, The Final Countdown. Io il 12 pollici singolo di The Final Countdown non ce l'ho, ho il disco viola di tutto l'LP The Final Countdown, poi ho l'LP originale degli anni 80 di quando uscì The Final Countdown, l'LP loro originale, quindi ho l'LP originale, c'ho il 45 giri di quando uscì originale. Tra l'altro se andate forse più su Facebook, il 45 giri me l'ha anche regalato, dico anche perché già ce l'avevo, però ci tenevo ad avere una copia, il posto dove ho comprato il mio giradischi Technics SL 1210 M5G, ok? Quando ho comprato quel giradischi mi ha regalato il 45 giri 7 pollici, quello piccolino di The Final Countdown. Questo quindi mi mancava, ok? E questi sono Europe, diciamo che un gruppo che ha fatto la storia, ma non solo con questo brano, con The Final Countdown, ma anche con, diciamo, l'LP successivo Out of This World.
Andiamo avanti, che sennò se ci perdiamo in chiacchiere non finiamo più. Ennesima copia della Pubblica Ottusità, un altro disco di Adriano Celentano di cui mi pare che ce ne ho già due copie. Questa è la terza copia della Pubblica Ottusità, ovviamente ho anche l'audiocassetta, perché i brani contenuti in questo brano, tra l'altro il più bello è proprio l'ultimo gigante, vedete che è scritto grande, però la Pubblica Ottusità pure è molto bello. Questo quando uscì ebbe un successo planetario e se lo comprarono tutti quanti sto disco, questo LP. Ok, tra l'altro qui c'è pure la firma di Adriano Celentano, che però non è autografato il disco, è stampata la firma insieme a questo mezzo busto, diciamo, vedete anche bellissime diciamo, le copertine di questi vinili, attenzione, quindi andiamo, questo è un altro disco mix, Sweet Diana Dance, UEA. E questo è maxi single, come anche dice qui sull'etichetta, vedete, maxi single, e uscivano già sia per le radio, come vi ho detto, sia per i DJ dei dischi. Tra l'altro era molto più comodo lavorare e mettere un disco grande da 12 pollici piuttosto che il 45 giri. Il 45 giri molto bene si adattava ai jukebox, perché essendo più piccolini ne potevi mettere di più e quindi potevi avere più brani tra cui scegliere. Ok? Allora, noi andiamo avanti. Questo che cos'è? Questo è un inner sleeve che poi andrò a vedere di che cosa faceva parte, anche perché senza occhiali sto messo male. Industry Still of the Night. Questo è sempre un altro disco mix, vedete? Addirittura 3 volte lo stesso brano proposto in versioni diverse, remix diversi. Tra l'altro vedete qui c'è scritto l'instrumental, il dance e il single version era quello per la radio, diciamo dance mix era quello per i DJ, strumentale poteva essere usato sempre dai DJ magari per fare quelli che adesso si chiamano i mashup, prima si mischiavano solamente i brani ed era quello. Dopo pochi mesi no, nessuno ha scritto niente altro, siete molto silenziosi sulla chat, meglio, perché così posso andare avanti. Black Magic, questo addirittura dovrebbe essere, no, è un LP questo. Tra l'altro guardate, invece che lato A lato B, qui l'hanno chiamato, scusate se muovo veloce, c'è scritto Magical Side e questi sono i brani, e da quest'altra parte Mystery Side, quindi lato magico e lato misterioso. Questo sì, c'è scritto campione gratuito, è scritto qui, vedete queste cose in risalto, non so se da qui riesca, sì, si legge, dai, si legge la E, dai, si legge la E, anche questo campione gratuito, bellissimo anche questo, non me lo ricordo, però bella la copertina, mi piace parecchio la copertina. Andiamo avanti. Queen B, Red Top, Hot Shot, BBB, Maxi 45, vedete qua sopra? Gira a 45 giri, questo è l'altro lato. Queen A, no, Queen B, questo è Queen B. Quanti ricordi, vedete un'altra etichetta qui è London, mettila a fuoco, eccola, London, King B. Ok, andiamo avanti, dai che abbiamo quasi finito. The Brixton Bass Mix, vabbè, allora, Salt and Pepper Expression. Questo anche campione gratuito, scritto di qua, campione gratuito, vedete, ed è un disco mix, campione gratuito. Andiamo avanti, questo anche campione gratuito, vedete qui,
campione gratuito, forse da qua si legge meglio, comunque si vede che è tutto bucherellato, vedete? E questo è Shushu Rudy, non lo so, questo non me lo ricordo. Top Italia Radio, Top Italia Radio. Qui si vede perché è trasparente, se no di qua, se ci metto la mano si legge meglio. Campione gratuito. No, vabbè, comunque si vede che c'è la scritta, campione gratuito. Andiamo avanti. Questa è un'altra compilation che ne hanno vendute tantissime, c'è anche Pole Position 2, ce ne stanno diverse di queste compilation, anche perché all'interno c'era pure musica, ecco, la Colegiala, Friends, Survivor, c'erano brani molto conosciuti, tra l'altro eccoli, questi sono i singoli dei vari brani che sono contenuti in questa compilation, quindi diciamo che andavano parecchio queste compilation, Questa non è campione gratuito, qui purtroppo si è un po' scollato diciamo il cartoncino, ma non è un problema perché basta prendere la colla per la carta e le copertine si incollano e tornano ad essere, diciamo, nuove. Love and Rockets. Mazza, è pesante questo, sì, è un disco solo. Love and Rockets, Earth, Sun, Moon, Terra, Sole e Luna. Love and Rockets. Andiamo a vedere di qua, eccoci qua, siamo addirittura d'arrivo, Vado un po' più veloce perché pure io mi sono stancato, devo dire la verità. Jenny Williams, New Episode. Eccolo qua. Ok. Oh, Best Records. Questo è Long Train Running. Questo è sempre delle compilation. Queste uscivano delle compilation. Erano fatte proprio così. Vedete, dischi di importazione addirittura c'era scritto. E niente, qui c'era praticamente, vedete, una maxi compilation al lato A, Long Train Running, e una compilation al lato B, Drums, Power Tracks, eccetera. Ok, musica che arriva, tra l'altro vedete, scritto in italiano, musica che arriva, Best Records. Ce n'ho diversi di questi Best Records, Oh, Italian Carnival 4. Addirittura 2 copie ce ne stanno, guardate. Italian Carnival 4. Quindi questo lo poggio un attimo qua. Tucano. E come vedete anche qui queste dovrebbero essere tutte mixate. Questi brani qua sono tutti mixati tra loro all'interno di queste compilation. Italian Carnival 4. Ok, e questa è la stessa identica cosa. C'è un disco solo, sì, sì. Italian Carnival 4, identico, spiccicato. Ok. Andiamo avanti. Accademia B, questa dovrebbe essere. Special version high quality. O Accademia 3. E ovviamente non me li posso conoscere tutti, questi. Quindi poi piano piano questi, quelli che non conosco, me li sento. Pier Giorgio Farina, Diario. Eccoci qua. Ok, questo anche è un LP, ci sono 6, 6, 12 brani, 6 al lato A e 6 al lato B. Rams, Romantic Challenge, questo anche se non mi sbaglio è un LP questo, sì, vedete, è un LP, questo mi sembra di ricordarmi qualcosa, però qui si va veramente troppo indietro e la mia età è troppo avanzata per potermi ricordare tutto, Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. VDN Open Sesame. Guardate che razza di copertine.
che si inventavano, cioè veramente qualcosa di spettacolare le copertine. Guardate, guardate, Tony Ciccio, Po, no, Pa, avevo letto sotto sopra. Andiamo avanti che non ci fermiamo mai. Ah, questa ve la devo far vedere davanti. I've got to find a way. Questo è un LP? No, è un Maxi 45. Maxi 45 anche questo. Oh, vai che siamo addirittura di arrivo. Belle poche. Oh, belle poche. Credo and Tears. Eccoci qua, siamo addirittura di arrivo. Anche queste sono bellissime come copertine, guardate, ve la avvicino un po'. Guardate come sono lavorate. Cioè, veramente, io metterei in cornice ogni singola copertina, farei un museo del vinile, non tanto per i vinili proprio, ma proprio per le copertine dei vinili. Il grande ritmo dei treni neri. Alto mare. RCA. Oh. Bobby J number one. E questo pure è un mix, è un disco mix. Bobby J, tra l'altro che è Disco Magic questo, no? Disco Oggi. Disco Oggi. Ultimamente sto archiviando un sacco di roba della Disco Magic Lombardone. Allora, questo va così messo qua. Poi ne mancano pochi, The Jammers. Giriamo, The Jammers. Eccoci qua, The Jammers. Perfetto. Oh, ecco qui il secondo volume di quella che abbiamo visto prima. Come vi ho detto, che erano... Opla, questa ovviamente... Aspettate che mi sta crollando tutto l'ambaradam, giustamente. Ovviamo subito. Ok. Abbiamo ovviato subito, senza far cadere nulla. Oh, guardate, Pole Position 2, 15 versioni originali, original versions. Questo mo dopo lo metto insieme a quell'altro. Amy Stewart, qua c'è Sylvester, Billy Idol, vedete, Scialpi, The Creators, gli Ultravox, Uff. Qui c'erano tanti successi, tutti quanti mixati tra loro. Poi dopo mi vado a cercare dove sta l'altra. Ci vuole un attimo, aspettate, Pole Position, eccolo qua, e Pole Position 2. Ok, andiamo avanti. Cabaret Voltaire, El Pon. Chissà che fine hanno fatto poi tutti questi artisti, effettivamente. Questo che è oro puro? No. Puoi fidarti di me, gli Stadio. Questo è un mix degli Stadio. Bellissimo questo lo metto da parte perché questo è un mix degli Stadio. Gli Stadio era il gruppo di Lucio Dalla, che ovviamente ricordiamo tutti per i film di Carlo Verdone. Ok? E gli Stadio sono uno dei gruppi che a me piace proprio parecchio. Colonna sonora di Car Crash. Ok? Car Crash. Voi sapete che a me piacciono tanto le colonne sonore, Titanus Distribuzione, colonna sonora originale di Car Crash. Ok? Disco dentro c'è, perfetto. E poi questo dovrebbe essere, no, il penultimo. Guardate un po'. DJ Only, solo per disc jockey, tiratura limitata, campione gratuito. Vedete? Campione gratuito. DJs Only.
E qui ci sono Queen, One Vision, vediamo un po', Tina Turner, One of the Living, Simply Minds, Living in Kicking, Arcadia, Talk Talk, Sandra. Queste invece sono compilation dove c'erano più brani proprio per i DJ, per evitare di comprare poi tanti singoli. Oh, e qui poi arriviamo a Oro Puro. Questo è il Oro Puro 3. Oro Puro 3, ce ne stanno tantissimi di queste compilation che si chiamano Oro Puro. Questo è Oro Puro 3, addirittura dentro c'è Michael Jackson. Allora vi faccio vedere prima di qua Paul Young, Toto, Police, Ryan Paris, perché di qua Billy Joel, Irene Cara, Michael Jackson. Queste pure erano bellissime compilation. Oro Puro 3. Ok? Allora, siamo arrivati, non ce la faccio ad andare avanti, quindi per oggi ci fermiamo qui, 1 ora e 31 di live, perfettamente circa 1 ora e mezza, ce l'abbiamo fatta. Sono le ore 12:10 di questo lunedì 18 marzo 2024, ringrazio tantissimo il mio grande amico Massimiliano, che si è anche collegato prima durante la live, sicuramente sta al lavoro, quindi sarà dovuto andare via. Lo saluto tantissimo, saluto la sua bellissima famiglia, a vederci presto, spero di vederci molto presto. E niente, in chiusura di live vi invito come sempre a collegarvi ai miei siti, il principale dei quali è www.classe74.it, senza nulla togliere a www.ilmondodelvinile.it o anche www.legolando.it o ancora www.renijstore.it, dove troverete tutto ciò che riguarda la musica, casse, amplificatori, giradischi, CDJ e chi più ne ha più ne metta. E poi c'è anche StarWarsStore.it, che è un sito dedicato interamente alla galassia lontana lontana. Detto questo, a me non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Io sto già preparando la sigla finale. Ok, così siamo pronti. Grazie mille di essere stati con me durante questa lunghissima live dedicata alla prima parte dell'unboosting di tutti questi vinili. Ok, sono veramente tantissimi vinili che il mio amico Massimiliano, il mio amico Max, mi ha regalato l'altro ieri. Voi sapete che io colleziono vinili, mi piace ascoltarli, collezionarli, numerarli, archiviarli, tenerli da parte veramente. E quindi io ringrazio quando ci sono questi gesti di amicizia così, diciamo, veramente graditi. Ok? Un saluto a tutti, grazie mille di essere stati con Reni J. Ci vediamo alla prossima live, che quasi sicuramente questa volta sarà domani, perché devo portare avanti questo lavoro. Questi dischi devono sparire da qua e devono andare dentro al Kallax che io ho dedicato. Ok? Grazie mille, grazie di aver visto questa live. A tutti un saluto.